Cari amici sportivi e amanti della pallavolo, buonasera dal Palazzetto dello Sport di Cividale del Friuli, dove sta per andare in scena la partita tra la IOP Group Forum Iuli Udine Volley e il Giorgione Pallavolo Treviso. Vediamo subito la lettura dei roster delle due squadre, cominciando dal Giorgione Pallavolo Treviso, che si presenta con Eva Ravazzolo con numero 1, con numero 2 Anna Green, con numero 3 Camilla Valente, con numero 5 Lucia Morra, con numero 7 Sabrina Fornasier, con numero 8 Caterina Fantini, con numero 11 Giorgia De Bortoli, con numero 13 Giulia Gogna, con il numero 16 Emma Bateman, con numero 18 Aurora Poser. Il primo allenatore è il signor Paolo Carotta, il secondo allenatore è il signor Enrico Cremasco, lo scoutman Francesco Loat. Per quanto riguarda la IOP Group Forum Iuli Udine Volley, con il numero 2 Bovolo Irene, con il numero 3 Brumata Alessia, con il numero 4 Cicolini Alessia, con il numero 5 Pezzotti Alice, con il numero 6 Nardini Daniela, con il numero 7 Tamborino Camilla, con il numero 8 Urbinati Alice, con il numero 9 Colonnello Elena, con il numero 10 Malovic Natalia, con il numero 11 Marcuzzi Maria, con il numero 13 Snitero Beatrice, con il numero 15 Grego Laura, con il numero 16 Isola Valentina e con il numero 17 Tomasetic Arianna. Allenatore signor Pasqualino Leone, secondo allenatore Carlo Della Maria, scoutman Mattia Palomo, dirigenti in panchina sono Capete Simone, preparatrice atletica Zanutis Federica e fisioterapista Dose Cristiano. Accanto a me anche stasera, buonasera intanto da Ugo Bortana, e accanto a me abbiamo il piacere di avere questa sera Alex Cognamiglio. Ciao Alex. Ciao, buonasera, bentrovati a tutti. Dicevamo una partita questa contro lo Giorgione Treviso che si presenta qua come terza forza del campionato e sarà sicuramente una buona, diciamo così, prova da affrontare per la IOP Group, in quanto reduce sabato scorso da un'uscita in quelle di San Donà di Piave poco felice, seppur una peta tirata anche nei parzelli, si sono visti tutti finiti sul 20 e anche con qualche vantaggi. E quindi ci potrà essere questo banco di prova subito impegnativo, ma che dà subito l'opportunità alla squadra di casa, all'Europe Group, di poter dire quello che può fare in questo campionato. Sì, sarà una partita sicuramente impegnativa per la squadra di Udine, ma è anche l'occasione per riprendersi un po' dalla sconfitta di San Donà, sia per il risultato ma soprattutto per il gioco. Speriamo possa esprimere una qualità migliore. Le squadre hanno finito ora il riscaldamento, quindi siamo veramente alle battute finali e iniziali della partita. Presentiamo anche ovviamente coloro i quali avranno l'onore e l'onere di dirigere l'incontro. Il primo arbitro, la signora Veronica Cardoville, il secondo arbitro il signor Diego Penzo e segnapunti la signora Anna Di Barbara. Le squadre sono schierate a bordo campo, adesso inizierà la parte dei saluti. Dicevamo appunto della partita della Udine Volley in cui San Donà è andata a favore delle padrone di casa con un 3-0 parziale 25-21, 25-18, 25-20. Di contro la squadra ospite questa sera qui a Cividale, il Giorgione Treviso, ha giocato in casa contro il Cerea Volley vincendo 3-0 con i parziali 25-14, 25-12 e 25-21. Diciamo una partita abbastanza, diciamo così, per i primi due set, diciamo, sul velluto, il secondo un po' più tirato, ma ha dato l'impressione di avere sempre la redine del gioco in mano. Quindi una squadra assolutamente da prendere con le pinze per quanto riguarda questa sera, e diciamo subito che la formazione di casa sarà anche proprio oggi in roster, ma Patrizio Sniro, il capitano, non sarà dalla paglia del conto. Adesso da infortunio in settimane, quindi niente di grave, però purtroppo non può dare il suo apporto alla partita. I sestetti stanno per entrare in campo. Cerchiamo di capire quali sono i sesti di partenza, anche se noi, come diciamo, siamo abbastanza alti, quindi
Stiamo cercando di intravedere i numeri di maglia che per quanto riguarda Udine gioca con Pezzotti in cabina di regia, Nardini e Greco al centro, Ciccolini opposta e Brumat e Bovolo in banda. Giorgione invece schiera Batman al palleggio, come bande De Bortoli e Poser. In opposto abbiamo la numero 7 Sabrina Fornasier e al centro Gogna e Ravazzolo. Molto bene, completati i sestetti, la prima palla è per Udine Volley con Lauro Greco in battuta. E poi il punto va al Giorgione con un ottimo attacco lungolinea. È stato il numero 11 De Bortoli, 1-0 per Giorgione. In battuta si presenta Giulia Gogna. Non passa l'attacco di Ciccolini, muro punto da parte di Giorgione, 2-0 per le ospiti. E battuta, turno di battuta ancora con Giulia Gogna al servizio. Errore da parte della centrale di Giorgione, primo punto per la Yacht Group Udine Volley e servizio nelle mani di Alessia Ciccolini. Buon muro da parte di Nardini, subito tornato anche il muro punto di Giorgione della squadra precedente. Pari in tutto, due pari, due muri pari. Per il momento si viaggia sulla perfetta parità. In battuta ancora Ciccolini per la Udine Volley. Ancora muro punto da parte di Giorgione. Tra due per gli ospiti. In battuta numero 16 Emma Batteman. Attacco forte in diagonale da parte del posto di Giorgione, 4-2. Primo punto che va per terra su un attacco, prima hanno fatto da padrone i muri. Primo punto su attacco, 4-2. Esce la battuta di Batman e terzo punto per Udine Volley, 3-4. Dai 9 metri si presenta Brumat Alessia per la Udine Volley. Ottima diagonale di Bovolo, dopo un primo attacco murato si riprende la scena, una bella palla tra posto 4 e posto 5, molto forte, 4 pari. Tutte e due le squadre stanno lavorando molto bene con il muro, infatti sono stati finora solo 2 gli attacchi punto puliti.
ancora Bovolo, diagonale tra 5 e 6, ottima direzione d'attacco, colpo molto forte, primo vantaggio per Udine, 5-4 e ancora battuta di Brumat. Nardini al muro, specialità della casa, sesto punto per Iop Group Udine Volley. Come dicevamo, il muro in questa fase del set la fa da padrone, è il fondamentale su cui tutte e due le squadre stanno lavorando molto. Attacco fuori di Giorgione, settimo punto per Udine e time out chiamato dalla panchina di Treviso. Abbiamo visto come Udine sta cercando in battuta la loro banda poser per cercare di farla spostare sulla Rice e per ora insomma sta funzionando abbastanza bene questa tecnica. Vediamo se avrà un proseguo. Ancora battuta Brumat per Udine. Stavolta Posto Giorgione passa molto alto sotto il muro, un ottimo colpo sul posto 5, tentativo di Urbinati di difesa, ma purtroppo la palla anche davanti. 7-5, sempre per Udine, battuta Giorgione. Ottimo attacco in fast da parte di Nardini, ci porta all'ottavo punto, buona alzata ovviamente anche da parte di Pelizzotti, palla perfetta, punto diagonale, 8-5 per Iop Group. Ancora Bovolo lavora bene col muro, lo fa in maniera molto buona col colpo sulle mani esterne, palla cade nel campo di Giorgione. Questa situazione non precisissimo, il muro del centrale di Giorgione lascia un po' di spazio e Bovolo ne approfitta. Battuta Nardini per Udine Volley. Ancora Bovolo sceglie il posto 1 questa volta per il suo attacco, trova il punto sguarnito della difesa di Giorgione, decimo punto per Udine, 10-5 e in battuta ancora Daniela Nardini. Ottima questo cambio di scelta sull'attacco, anziché la diagonale, ora sul lungolinea, brave. Attacco al centro di Giorgione, sceglie una diagonale molto stretta, ottimo punto, la palla prima veramente molto alta, complimenti. Il sesto punto per Giorgione, 10-6. Battuta per Giorgione, Ravazzolo. Attacca la seconda linea di Ciccolini che sceglie di diagonale sulla mano esterna del muro del centrale, palla cade ancora nel campo di Giorgione, ha approfittato di questo muro poco invadente sulla mano destra del centrale di Giorgione, la palla rimane lì.
11° punto per la Udine Volley, battuta Pezzotti. Che sceglie ancora Bovolo. Abbiamo veramente in questo momento un braccio caldo di Rene, tutto Un braccio. momento di esplosività non indifferente, trova questa diagonale stretta sulle mani del muro del centro che non chiude perfettamente. Una palla abbastanza incredibile, perché bravissimo momento la squadra di Tortona a crederci. Palla in bagno rovesciata, circa 100 metri tutto il campo, praticamente cade proprio nell'angolino di posto 1, la palla dentro, anche da qua si è visto proprio bene. 7° punto guadagnato. Una prima ingenuità di Giorgione sulla Rice e Udine ha ricambiato. Esatto. 12-7 per Udine comunque, battuta Sabina Formaggio. Sceglie ancora lungo linea a Bobolo, questa volta la palla lì esce, non di molto, almeno la sua prospettiva è questa, comunque fuori sicuramente dalla linea rossa del campo. E punto per Giorgione, ma credo che sia non 3-17 ma sì, lasciamo così, quindi 3-17 per Udine. 13 Hanno con corretto. una giornata adesso. La palla era caduta in un attacco di Giorgione sicuramente, Alex, ma l'arbitro non aveva per niente fischiato. No, Ha fischiato quando è caduta la seconda volta, quindi forse per noi che siamo un po' più in alto è un po' più facile, però mi sembrava abbastanza evidente sì, il tocco a terra della palla. 12-9, ancora pausa di imbattuta. E questa volta Bavolo sceglie la diagonale molto stretta, ottimo colpo, preso molto alto, bravo Irene. 13-9. In battuta va la stessa Irene Bovolo. Stavolta è Giulia Gogna che lavora bene col muro a suo favore, facendo questa mano fuori, il pesce è molto alto, cerca la mano esterna. 10° punto per Giorgione e si presenta in battuta Posa. Ecco la prima intenzione da parte di Batman, del calciatore. 11° punto per Giorgione che accorcia naturalmente la distanza. Adesso sono due lunghezze che separano le due formazioni. Dopo una via sprint da parte del Navoi c'è questo ritorno, adesso sarà importante per la squadra di casa ritrovare Invece va, Giorgione ace. trova il punto diretto con un ace nella zona di conflitto tra Urbinati e Brumat, una palla un po' complicata che scende. L'infiscata invasione al muro di Giorgione, francamente la rete da qua non si muove, ma l'arbitro l'ha visto sicuramente meglio di noi essendo sul campo, quindi da qua abbiamo una visuale abbastanza lontana. Fatto sta che il 14° punto per la Iop Group, in battuta Laura Grego.
per Udine. Attacco fuori dei Ciccolini dopo un'azione abbastanza, diciamo così, confusionaria. Cerca la diagonale molto stretta sul posto di conflitto 1-2 da parte di Giorgione, la palla esce non di molto, ma 13° punto per Treviso, 14-13 per Udine. La spunta ancora Giorgione dopo veramente uno scambio infinito, veramente lungo, solamente toccato il minuto, 14 pari, viene chiamato tempo adesso questa volta da parte della panchina di Udine. Diciamo un inizio di partita, questa prima metà set costellata diciamo da molte difese, molti scambi lunghi, si è giocato già per parecchio tempo rispetto a una normale diciamo, partita di quello che abbiamo visto fino adesso, quindi due squadre che difendono molto, che fanno di cercare di non far cadere la palla dal loro punto di forza, e si vede certamente la partenza sprint di Udine è stata molto buona. Adesso sto ritorno di Giorgione fa sì che questa partita si giochi punto a punto, adesso in poi ovviamente nella fase finale deve essere sempre così, quindi ci aspettiamo battaglia su ogni pallone. Iniziare dalla battuta di Giulia Gogna per Giorgione, che si presenta dai 9 metri. Nardini mette in chiaro le cose. Punto impressionante di Daniela Nardini, il primo tempo stampato nei 3,5 metri, penso non di più, veramente complimenti Daniela. 15° punto per Udine, 15-14. Punto da posto 4 di Giorgione con il numero 11 Giorgio De Bortoli, e risultato che torna in parità. In questa azione il muro di Udine non ha lavorato benissimo, infatti ha preso un po' in controtempo Ciccolini in difesa in posto 1. Non passa l'attacco di Udine sul muro di Giorgione, 16-15. Tanto mi segnala un aggiornamento, come stiamo seguendo anche la partita della Dacia Arena, l'Udinese data in vantaggio sul Milan con un gol di Beto, 1-0 per i friulani. Ottima fase di nuovo di Daniele Nardini, prende veramente lo spigolo di fondo campo del posto 5, ottima palla, 16 pari, battuta Punto chirurgico di Daniele. sì, veramente cercato l'ultimo centimetro del campo. Battuta per lui si presenta Brumat. Ancora dal centro Giorgione sceglie questo primo tempo e porta gli ospiti avanti di un punto, 17-16. Tutto esattamente in parità, o quasi, come tipo di gioco.
Attacco fuori Giorgione. Sì, attacco fuori. Il secondo arbitro non chiama tocco, quindi Noi da qua non noi possiamo da qua saperlo, non possiamo saperlo. assolutamente. 17 pari. Nardini in battuta. Punto cercato, questo voluto da parte di Udine. 2 salvataggi, 2 contrattacchi. Alla fine l'attacco, diciamo così, meno costruito di tutti, riesce a portare a casa il 18° punto. 18-17 per la Yacht Group. In battuta ancora Daniela Nardini. Punto di Giorgione che attacca al centro, ha giocato col muro di Laura Grego, un po' forse è andata leggermente in ritardo la centrale di Udine su questo muro. 18 pari. Giorgione gioca una base 7, questo attacco, mano esterna del muro, palla schizza via. 19-18 per Giorgione. Sì, una fase di ricostruzione da parte di Udine non proprio precisissima, con un pallonetto molto comodo per Giorgione da Abbastanza leggibile questo pallonetto. difendere. Attacco a rete da parte di Giorgione con muro a 1, è stato chiamato sicuramente dalla seconda linea perché il posto ha giocato in diagonale molto stretta, ovviamente con il muro solo del nostro posto 4. Buon per me che la palla va in rete. 19 pari. Pezzotti di servizio. Viene chiamata out questa palla. Non so adesso cosa hai visto a te, non sembrava proprio tutta fuori. Comunque Qualche dubbio lo l'ha lasciava. lasciato. Noi siamo ovviamente un po' di parte E va bene così. A questo punto 20-18 il dubbio ci va bene. Ottimo muro di Giorgione, molto chiuso. Provato Ciccolini diciamo così, ad aprirlo con un colpo molto forte, ma le mani invadenti hanno fatto un buon lavoro da parte di Treviso. 20 pari. Stavolta Ciccolini sceglie la traiettoria d'attacco molto stretta sulla diagonale. Scelta che risulta vincente per il 21° punto di Udine, 21-20. In battuta si presenta Bovolo. Ancora diagonale di Ciccolini, sceglie sempre questa mattonella di 4 metri, ottimo punto, 22-20 e doppio cambio da parte di Giorgione. Entra all'opposto Camilla Valente per il palleggiatore.
e l'altro palleggiatore Anna Green per l'opposta. C'è un doppio cambio solito, ovviamente per cercare di avere 3 attacchi davanti. Battuta sempre Bovolo. Hanno chiamato invasione dal muro da parte di Giorgione, ma l'attacco di Cipollini è salvato comunque a segno. 23esimo punto per Udine, 23-20. Una fase un po' con un po' di confusione in campo sia da una parte che dall'altra, ma Udine riesce a sfruttare bene questa situazione, tant'è che Giorgione chiama time out per cercare di interrompere questo break. Torna in campo, in battuta ancora Brumato ancora Bovolo per la Udine Volley. Ottimo recupero di Ordinati, con palla salvata. Attacca ancora Cipollini, ancora diagonale verso posto 1-2, imprendibile questo colpo attualmente. 24-20. Direi che il punto va diviso con Urbinati, sì, perché ha fatto una difesa veramente spettacolare. Prima palla set per Udine Volley. Si pensa Giorgione, spedire l'attacco fuori dal posto 4, 25esimo punto per Udine, 25-20. Si chiude così il primo parziale, un parziale combattuto fino a metà, punto a punto. C'è stato un break verso il 20 da parte di Udine che ha portato poi questo primo parziale, direi per un certo aspetto, insomma, meritato alla luce degli ultimi attacchi fatti, quindi una buona partenza da parte della Yop Group e ovviamente questo ci sarà da lavorare perché abbiamo visto che Tortona è una squadra veramente ostica, tutto in difesa, lavorano molto bene a muro, gli attacchi non mancano sicuramente, quindi vediamo come si aprirà il secondo set. Noi ci prendiamo una solita pausa e ci sentiamo fra 2 minuti circa. A dopo.
rientrano in campo le squadre per il secondo set, un aggiornamento anche dallo Stadio Friuli. Siamo al 30esimo, sempre 1-0 per l'Udinese. Mentre qui a Cividale i 6 set di partenza mi paiono confermati, quelli di inizio partita, e andrà a servire Giorgione la prima palla del secondo set con il numero 11 Giorgia De Bortoli. Primo attacco di Udine Volley, esce fuori di un metro abbondante da parte di Brumat. 1-0 per Giorgione, nuova battuta De Bortoli. Scelta ancora Brumat, questa volta il punto va a segno, ultimo colpo preso alto, tirato fra posto 1 e posto 6. 1-1, parità. Battuta si presenta dai 9 metri Laura Grego per la Yop Group. Quindi cambiato il pallone perché è uscito dalla tavola di gioco. Dopo la seconda linea, gioca col muro, palla cade nel campo di Giorgione. 2-1 per la Yop Group. Buona via anche questo set da parte di Udine. Palla dentro, proprio sulla linea rossa laterale del campo. Primo tempo giocato da Giorgione. 2 pari. Palla difficile da difendere, soprattutto con un centrale in campo anziché il libero. Buona scelta e buon attacco da parte di Giorgione. Cardini sale il pallonetto dietro il muro, zona scoperta, difesa di Giorgione. Ottima scelta da parte della nostra Daniela. 3-2 per Udine. Battuta, si presenta Ciccolini. La difesa da Udine strenuamente nel scambio precedente, è stata un free ball nel campo di Giorgione, ha giocato abbastanza facile, ci ha dato un po' il gioco, non è stato niente da fare per Udine. 3 pari, battuta Giorgione con la numero 7 Fornasier. Scappa la ricezione di Bovolo sulla rete. Pezzato non riesce a recuperare la palla e spegne il nostro campo. 4-3 per Treviso. Nuova battuta per Nosier. Ottimo lungolinea, questo da parte del posto 4 di Treviso, a cercare la linea rossa.
gran colpo, complimenti. 5-3 per le ospiti. Ancora in battuta Farnesio. Attacco di Giorgione, prende l'asticella, si è fatto troppo lungolinea in questo frangente. Ha cercato la fotocopia dell'attacco di prima, stavolta ha esagerato un po', prende la stina, punto per Udine. Quarto punto per Udine, 4-5, battuta Brumat. Palla finisce a rete, vale il sesto punto per Giorgione. Zona molto confusa, mi ha chiamato fallo, effettivamente spostare. Sì, un doppio tocco da parte Sì. di Pezzotti. Ci ha provato, diciamo così, dai. C'è da dire che il primo arbitro... Sì, era un po' Devo complicato stare- perché sì. insomma era un po' coperta. Bravo il secondo arbitro a dargli il suggerimento giusto. Esatto. Settimo punto per Giorgione, 7-4 per le ospiti. Lavora bene ancora il muro di Giorgione, 8-4, mi ha chiamato time out da parte della panchina di Udine. Sì, un break che Giorgione ha sfruttato al meglio, soprattutto la fase di cambio palla di Udine che non ha funzionato a dovere. Poco efficace in attacco, poco precisa la ricezione e Udine è andata un po' in difficoltà. Ancora da 9 metri Giorgione con Toser. Esce l'attacco di seconda linea da parte di Ciccolini, tempo abbastanza lungo. 9-4 per Treviso. Attacco da 4 di Giorgione che trova questo varco tra 6 e 5, importante per Udine adesso cercare di non disunirsi eccessivamente, fare almeno un cambio palla subito per formare questo break e poi andare a giocarsi palla su palla, perché Al di là dei meriti di Giorgione, Sì. Udine ha qualche errore di troppo in questo momento, Esattamente, sia qualche sì. forzatura in attacco, qualche riccia non precisa. Molto bene, attacco di Bovolo, anche lei trova questo varco tra 6 e 1, non difesa da Giorgione, 5 a 10, da 9 metri Nardini. Palla che tocca, su attacco di Giorgione tocca l'asta, la palla contesa. Sesto punto per Udine, sempre Nardini 9 metri.
Un punto recuperato da parte della Yacht Group. Giorgione a cercare ovviamente il posto 5 dove difendeva Daniela Nardini centrale. Attacco forte, 11° punto per Treviso, 11-6. Fischio dell'arbitro un po' incomprensibile, qua la palla sembrava non avesse toccato terra, anzi fosse stata colpita in modo perfetto. Mi ha dato il cartellino giallo al primo allenatore. Un po' di proteste comprensibili da parte di Giorgione, però diciamo che Fotomoneti alcune per molto meno, quindi sì, insomma, sono situazioni che possono capitare, esatto, insomma. Nella partita. Con questo fischio dell'arbitro dà il 7° punto a Udine, 7-11, meno 4, battuta Pezzotti. Ottimo lavoro a Muro da parte di Coppa Bovolo Grego, con l'assistenza Bovolo a Laura sul posto 3. 8-11. Udine si ravvicina, Giorgione chiede time out per cercare di fermare questo avvio, diciamo, di rimonta da parte di Udine. Torna in campo i due sestetti, battuta sempre Pezzotti per la Udine Volley. Palla toccata dal Muro, terminata fuori, tocca rimettere il punto dalla parte di Giorgione, 12-8. battuta con la loro palleggiatrice Emma Bateman. Infiscata invasione da parte del secondo arbitro, che ovviamente essendo a un passo ci fidiamo ciecamente di questa fischiata. Noi siamo esattamente dalla parte opposta a 100 metri e quindi non possiamo assolutamente essere in grado di capire se la priorità sia capito la rete. Comunque non appunto per Udine, 9-12. Tredicesimo punto per Giorgione. Dopo due pallonetti consecutivi Era ora di tirare una castagna. si pensa a Bovolo, insomma, con un colpo Bovolo forte in pipe a risolvere. Non chiude il colpo, gioca un colpo malato sul muro, ovviamente per non rischiare di prendere le chiavi. 10-13, sempre per Giorgione, battuta Laura Grego. Palla scappa via, purtroppo lunga fuori campo,
14° punto per Giorgione, 14-10. Sì, Udine, come abbiamo detto, ha qualche forzatura di troppo in battuta, in attacco, e questo secondo me è il motivo di questo piccolo break da parte di Giorgione. E Daniela qua fa vedere tutta la sua esperienza. Sì. Punta in palleggio lungo, ha guardato il campo per vedere la posizione dei difensori, ci pensa la sua esperienza. Non abbiamo bisogno di presentarla noi, ovviamente. Grande punta di Daniela, 11-14. Battuta Ciccolini. Prende la palla molto alta, la banda di Giorgione, appunto sull'ultimo metro di campo, molto forte, 15-11. In battuta numero 7 Fornasier. Un altro punto immediato dell'esperienza di Daniela, è stata dietro la testa, ha cercato di lavorato questo colpo molto corto. 12-15. Tanto si è concluso il primo tempo allo stadio Friuli, 1-0 per l'Udinese, col gol di Beto al 17°. Bovolo al posto 4 trova questo varco tra 5 e 6, colpo lungo molto forte, 13-15, -2 per Udine, battuta Brumat. Questo Un po' come è successo il primo set, una difesa fortunosa, cade proprio nello spigolo di posto 1, situazioni che possono capitare, quindi prima ci è andata male, adesso ci dice bene. 14-15, -1. Ancora Nardini in fast, arrivare al punto della parità alla Iop Group, 15 pari. Due grandi difese sia da parte di Giorgione che da parte di Udine, e poi Udine brava a mettere giù palla. Ancora Brumat dai 9 metri. Stato Pezzotti si mette in proprio, secondo tocco, palla nei 3 metri, Punto del sorpasso. 16-15 per un doppio cambio di nuovo di Giorgione. Esultanza di coach Pasqualino. La ripetuta sull'importanza di questo punto. Ancora a 9 metri Brumat. Attacco di Giorgione, porta al 16° punto anche per la formazione di Treviso, parità.
Ottima palla da banda di Giorgione sul lungolinea, ha cercato proprio il posto 1. Brava De Bortoli Sì, che sì. prima ha fatto muro, poi velocissima ha preparato la rincorsa e ha fatto un gran colpo d'attacco sul lungolinea. Battuta per Giorgione, poser. Ancora Nardini, ancora in fast. 17° punto anche per Udine, 17 pari. Fuori la battuta di Udine, 18° punto per Treviso, 18-17. A 9 metri si presenta Giulia Gonia per Giorgione. Palla che esce male dall'attacco di Bovo, questa cosa molto male. Sì, una palla forse un po' corta, gestita male. 19-17 per le ospiti. Time out chiamato da coach Pasqualino. Intanto vi vado a dire quali sono gli incontri in contemporanea con quello di Cividale. A Verona Istituto Cerea Volley contro Arena Volley Team Verona, derby. Sempre alle 20:30 in contemporanea si gioca anche a Porto Mantovano, Euromontaggio Porto Mantovano, Altafrate Padova, IPA Volley 90 Vicentina contro Pallavolo Volta, mentre domani alle 17:30 giocherà Tori Vicenza contro Imoco Volley, mentre il 14 martedì Conegliano Volley Treviso contro Alia Aduna Padova Uomini. Ciccolini pensa lei a portare il 10° punto per Udine Volley, 18-19, -1, battuta per la Yacht Group Pezzotti. Bello scambio entrambe le parti, risolto da Giorgione su questo lungolinea. 20-18 per Treviso, si chiude il doppio cambio. In battuta torna centrale, pareggiatore Batman. Palla Viene data dentro, ma con qualche dubbio. Se non c'è stato un tocco, secondo me era una palla fuori. 21-18 per Giorgione. Attacco nel centro, Grego non passa, penso vedete 22° punto per Giorgione. Cambio per Udine, esce Brumat, entra Colonnello. Brumat era stata un po' presa di mira sulla ricezione ed era andata un pochino in difficoltà.
Bovolo. Cambio che ottiene il risultato sperato. Colonnello mette una riccia più, Bovolo mette palla a terra. 22-19 per Treviso, in battuta Bovolo. Buon primo tempo da parte di Giorgione, ha giocato il posto 1, un colpo molto lungo. 23-19 per le ospiti. Battuta De Bortoli. Una chiamata un'invasione a dir poco incredibile, perdonatemi, ma Palla completamente fuori, già fuori dal gioco, viene chiamata un'invasione. Onestamente, tant'è che 24-19 per Giorgione, il primo set ball di questa seconda frazione di gioco. Si chiude con un primo tempo, palla a terra, 25-19, 1-1. Cambio di campo, noi ci risentiamo fra 2 minuti circa.
Guidano in campo i due sestretti per la terza frazione, con le formazioni nuotate rispetto ai precedenti due. E il primo pallone sarà della Iop Group. Per Udine c'è Colonnello in campo al posto di Brumat. Ah, eccolo qua. Grazie Ale, sempre puntuale con gli interventi. Ce l'ho davanti agli occhi, quindi è stato un colpo di fortuna. Dai. Prenditi i meriti, giusto? Prima palla con Grego in battuta. Palla fuori banda, errore da parte di Giorgione e Udine guadagna il primo punto del set. Sempre Laura Grego in battuta. E ottimo attacco con il centrale da parte di Giorgione, che trova l'angolino di posto 5, dove ovviamente c'è un centrale ed è un po' meno bravo in difesa rispetto a un libero. 1-1. Giorgione in battuta con Ravazzolo o Ravazzolo, non lo sapremo. E nonostante una ricezione di Udine non ottimale, pasticcia un po' e regala un punto a Udine. 2-1 per la Iop Group Udine Volley, in battuta Alessia Ciccolini. Non riesce la difesa di Udine su questo attacco dal posto 2 di Giorgione. Due pari, che ormai diventa un punteggio abituale nei set, primo, secondo e terzo. Sempre due pari, siamo passati. Sempre molto equilibrio nelle fasi iniziali. Sì, da 9 metri, Fornasia per Giorgione. Ancora Nardini, ancora l'esperienza. Guarda il posto, sul posto, colpo velluttato. Esatto, sul corto dove non c'è nessuno a difendere. 3-2 per Udine e Colonnello in battuta. Molto buona la battuta di Elena, brava a cercare questo fondo campo, difesa la ricezione di Giorgione un po' in difficoltà. 4-2. Piena zona di conflitto tra le due bande, molto efficace questo colpo di Elena. Martella, Bovolo da posto 4 sul muro, colpo alto senza chiudere, il muro respinge ma verso l'esterno del campo. 5-2 per Udine, sempre con Nave in battuta. Intanto si è ripreso a giocare anche lo Stadio Friuli, vi terremo ovviamente aggiornati. Chiede un po' troppo Bovolo al suo colpo e si va a stampare sulle mani di Giulia Gonia. (5-3 per Udine), battuta Poser. Ancora Daniela, ancora Fast. Zona di conflitto 5-6, colpo lungo. Sesto punto per Udine. E proprio Nardini va in battuta.
Questa volta la fast fa Giulia Gonia per Giorgione, punto del 4-6 per Udine. Gran botta da parte del Ciccolini, questo lungolinea, ovviamente ha cercato anche lei il centrale di Giorgione, aveva appena battuto. 7-4 per Udine. E battuto Pezzotti. Bovolo per il muro di Udine. Ottavo punto, ottima scelta, muro invadente, non lascia spazio per fare di passaggio. E sempre Pezzotti di 9 metri. Udine allunga di nuovo un pochino, ma siamo ancora in una fase iniziale. Ace da parte di Alice su questo turno di battuta, 9-4. E probabilmente avevano scommesso il secondo tempo, invece aspetta ancora vedere a questo punto qua cosa succede. Giorgione e la scelta giusta, il primo tempo che porta il quinto punto per le Venete. Udine non precisissima a muro, Laura Grego si trova un pochino in controtempo, l'assistenza da parte di posto 2 non precisa e Giorgione passa. Dopo uno scambio molto lungo con difese da una parte e dall'altra, alla meglio Giorgione, soprattutto perché Udine caccia fuori questo attacco con Ciccolini. Sì, è stato chiamato un tocco a muro, ma non ho completa convinzione, forse più che altro per sperare che ci fosse stato. Quindi 9-6 per Udine. Udine pasticcia incredibilmente su questa azione, dove bravo Giorgione con due difese A crederci, ma Udine è un po' meno brava in questa situazione. Diciamo che sui palloni così chiamati un po' sporchi non siamo proprio, non è la nostra specialità. Sì, forse manca un po' di comunicazione, un po' di intesa ancora. Certamente siamo più, diciamo così, pronti sui palloni forti addosso, su azioni molto prolungate, un po' più precisi, queste pallette poi viene difficoltà. Comunque, 10° punto per l'errore di Giorgione. Primo tempo di Giorgione verso posto 1, è molto forte, non riesce la difesa di Udine e 10-8 per la Yacht Group. Colonnello da posto 4. Gioca anche lei con le mani del muro, palla smorzata da Giorgione ma cade nel proprio campo. 11-8 per Udine, in battuta Laura Grego.
Ecco lungolinea di Treviso, trova questo varco in mezzo al muro. 11-9, sempre per Udine in battuta. Numero 1, Ravazzolo. Un altro pasticcio da parte di Udine su una ricezione sporca, un bugger di emergenza da parte di Nardini che scappa fuori. Sono stati parecchi palloni un po' così, c'è stato un po' l'ortiche da parte, sia da parte, più da parte di Udine anche da parte di Udine, però più da parte di Udine che magari gestito un po' meglio, potesse essere ovviamente un bel vantaggio maggiore. Ottima volta Daniela servita per questo base 7, trova anche lei l'angolo di posto 1. 12-10 per la Yop Group. Palla dubbia, Viene chiamata forse palla a presa, terra, forse ma palla a terra. Qualche piccola protesta da parte di Udine, ma così ha deciso l'arbitro e palla al Giorgione. che guadagna l'11° punto. 11-12 per Udine. Pozzotti, in questo caso penso che però ci mette una pezza, colpo di pugno, fondo campo, 13-11, guadagniamo il 13° punto. E battuta di nuovo Colonnello. E l'ennesima palla un po' sporca che Udine non riesce a difendere né a gestire in modo efficace e riporta Giorgione a -1. Battuta per Giorgione, Tose manda fuori il servizio alla lunga, esce a fondo campo. 14-12 per Udine in battuta Nardini. C'è un cambio, entra il numero 10 Malovic ed esce Grego. Beh, per essere la prima da titolare per Laura, insomma, è stato un buon esordio. Bovolo al posto 4, martella forte sul muro, palla schizza via ma nel campo di Giorgione. 15-12 dopo una battuta veramente insidiosa di Daniela, molto corta. Vediamo se ripete questa scelta oppure se andrà subito a lunga. Ripete la scelta. Scelta fatta per togliere un po' dai giochi il centrale e abbastanza efficace per ora. E ora gran difesa di Daniela, ma le sue compagne non fanno altrettanto e Giorgione fa il 13° punto. 13° punto. 13-15, -2 per le ospiti, sempre avanti Udine. La battuta con proprio centro Gogna.
14° punto per Giorgione su questo attacco, porta la formazione di Treviso a -1. Ancora in battuta Gogna. Un po' disordinata in difesa Udine in questa giocata, infatti coach Leone un po' si è infastidito perché le sue giocatrici non sono state precise sulla difesa. Attacco molto forte di Bovola, posto 4, ha cercato anche il centrale, nonostante difesa di Gogna, lo stesso è venuto la palla alta, ma la palla esce nel campo di Udine al lato. 16-14. Va out l'attacco di De Bortoli. Gran idea, ma non va a buon fine. 17° punto per Udine, 17-14. Ancora in battuta Pezzotti. Bovolo diagonale tra posto 4 e posto 5, una fucilata. 18° punto per la Iop Group, più 4. Punto di battuta ancora con Pezzotti. Finalmente possiamo dire un'azione di contrattacco gestita in modo ottimale dalla difesa all'alzata all'attacco. Brave, brave. E c'è un attacco di Giorgione che porta a buon frutto questa azione delle trevigiane. 18-15 per Udine, cambio. Esce il numero 16 Batman, entra il numero 2 Green, pareggia per palleggio. Tiene l'opposto in campo, non ha fatto doppio cambio praticamente in questa situazione. Sono un cambio regia, vediamo i risultati che porterà. Palla cade, tocca del muro. 19° punto per Udine, 19-15. Battuta dai 9 metri, Bovolo. Passa l'attacco di Giorgione, nonostante Udine avesse provato a fare questo muro a 3 sul centro, marcato forse la concomitanza di salto. Sì, una scelta un po' strana di muro. Ciccolini lavora bene sul muro di Giorgione, palla esce esterna, 20-16 per Udine. Battuta Malovic per la Iop Group. Difesa di Malovic e la sua compagno di reparto ci mette una pezza di nuovo. Con tutta la sua esperienza legge in anticipo la situazione, devia la palla, fa punto, qualche protesta di Giorgione, ma insomma non mi sembrava niente di così clamoroso. 21-16, ancora Malovic in battuta. Forse un po' più clamoroso questo palleggio, insomma non proprio didattico. Fatto sta che la palla cade nel campo di Udine, 17-21, sempre più 4 per Udine. Mardini, palla 7 verso il posto 1.
in un modo o nell'altro Daniele fa sempre punto. 22-17. Battuta Ciccolini. Esce la palla di Colonnello da posto 4, veramente di poco, ma la chiamata mi pareva giusta. Sì, questo fischio direi di sì. 18-22, ancora più 4, battuta torna Fornasier per Giorgione. Daniela Nardini, 23esimo punto. Se non ha il 100% di fare stasera poco ci manca, veramente una sentenza. Come direbbe un nostro vecchio amico, martella, martella. Esatto. 23-18, non andava la battuta. Seconda linea del pareggiatore, portata un po' tutto. 24-18. Questo cambio del palleggiatore per Giorgione non ha portato grandi benefici, diciamo la verità. E infatti viene risostituita. Si pensa a Bovolo, 25esimo punto, 2-1 per la Iap Group di Volley in questo terzo parziale. Torna avanti la formazione di Udine e noi ci prendiamo come sempre un minuto di pausa e ci rivediamo fra poco.
Rientrano in campo i Sestetti per la quarta frazione di gioco. Ha confermato in campo la presenza di Malovic, che ha arrivato Grego a metà del terzo set, e Giorgione sembra che sia Sestetto del set precedente. Non ci sono cambi. Forse un errore di formazione da parte di Udine. Vedeva in campo Brumat. Il 3 col 9, magari scritto anche Forse sì, scritto una trascrizione veloce della formazione. poco male, insomma, nessun problema. Poi palla per Giorgione con il poser. Primo punto che va a Treviso, questo attacco di secondo tempo, e ancora poser in battuta. Secondo tocco da parte di Giorgione molto profondo sulla rete, gioco facile per il muro di Udine andare a contrastare questa palla, uno pari, e in battuta per la Iop Group si presenta Malovic. Palla in rete, regala il secondo punto a Giorgione, 2-1. Indovinate un po' chi fa punto per Udine, Esattamente. sempre Daniela E Nardini. sempre immancabilmente il 2-2 al quarto set. Tenevo d'occhio apposta perché 4 punti, 2 per parte, e Ciccolini da 9 metri per la Iop Group. Muro punto di Udine, non abbiamo visto bene se sta Daniela o Però lo zampino ce l'ha ce messo l'ha messo sicuramente. sicuramente, sono andato in chiusura, quindi 3-2 per Udine, in battuta sempre Ciccolini. Salta il muro di Udine sul palleggio, gioco facile centrale di Giorgione, fare questo palla 2, chiudere in campo, 3-3. Esce la battuta di Treviso, regala il quarto punto a Udine, 4-3.
Palla viene chiamata dentro sul muro di Giorgione. Ne avevamo penso almeno 3-4 giocatori davanti, Sì, non abbiamo da assolutamente qua capito non abbiamo dove proprio fosse idea. caduta. Ci fidiamo anche questa volta del secondo La arbitro. notizia è che è il primo muro che prende Daniele Nardini oggi. Ottimo lungolinea di Bovolo, colpo lungo profondo, preso alto, 5-4 per Udine. Battuta Nardini. C'era questa volta in difesa Raniera con il bug, spalla questo bassa, purtroppo la palla molto forte, scappa via. 5 pari. Giorgione l'ha battuta con Ravazzolo. La palla esce, un buon metro a fondo campo, sesto punto per Udine e time out da parte del tecnico di Giorgione. Una fase del set dove ci sono un po' di errori da tutte e due le parti, insomma, battute sbagliate, ricezioni non precise. Più errori che punti in questi 11 Sì, esattamente. siamo sul tabellone, quindi battuta per la Yop Group Pezzotti. Palla viene chiamata out, Con qualche dubbio. qualche dubbio, Almeno qualche da parte dubbio anche nostra, qualche dubbio. sul secondo tocco del palleggiatore che in seconda linea ha alzato tutto il braccio, io la rete è 2,24 con tirato 1,80, pare sopra, comunque 6 pari. Bovolo, diagonale molto stretta, settimo punto per Udine, 7-6. Meno 9 metri, Bovolo per la Yop Group. Palla che inizia la sua corsa nella rete, 7 pari. Tutta per Giorgione Poser, difficoltà la ricezione di Udine. Diagonale da posto 2 di Giorgione, inizia la sua corsa nel campo di Udine sul posto 1 lungo, 8-7 per le ospiti.
Come sempre Udine nelle fasi un pochino meno precise, meno ingarbugliato, ordinate, sì, fa un sì, po' sì, di difficoltà. sì. Muro di Giorgione porta gli ospiti sul +2, 9-7. Aspettiamo di questo tempo per comunicare anche quello che sono i prossimi impegni delle due formazioni. Giorgione giocherà in casa 19/12 domenica a Castelfranco Veneto contro il Noveta Vicentina, mentre il giorno prima, sabato 18 alle 20:30, Udine Volley sarà di scena a Volta Mantovana contro i padroni di casa appunto del Volta Volley. Torna in campo le due squadre, battuta serve per Giorgione, ancora Aurora Posa. Ciccolini ci pensa lei a portare l'ottavo punto alla parte di Udine con questo colpo molto profondo verso il posto 1 e in battuta qui presenta di nuovo Malovic per la Yop Group. Esce la palla, attacco di Giorgione, parità. Ancora Malovic. Ottimo punto di Bovolo, scavalca il muro, trova il posto 6 sguarnito per difesa del Giorgione, 19 per Udine. Ancora Malovic. Non lo scambio migliore della partita, anche se lunghissimo, ma molto molto impreciso, molto confusionario direi. Sì, non aspettavo che cadesse la palla per dare un'opinione, ma sicuramente proprio abbastanza commentabile, se posso dire così. Ecco, diciamo. Pallavolo champagne, neanche dei migliori. Ancora Nardini. 11° punto per la Udine Volley, 11-10. Ancora battuta Alessia Ciccolini. Lunga la battuta di Ciccolini, 11 pari. Fischiato invasione nel muro di Giorgione,
buon per Udine che guadagna un punticino e si porta a 12. 12-11 e Colonnello dai 9 metri. Ancora Danila, 13° punto per Udine. Free ball sfruttata al meglio. Ancora Colonnello dai 9 metri. Sempre molto efficace quando è stato il suo turno di battuta, anche prima. Ora bene Giorgione che fa mani fuori con la capitana De Bortoli che va anche in battuta. 13-12 per Udine. Trova l'ace Giorgione sulla battuta del capitano. 13 pari. Cerca il tocco a muro posto 4 su questo attacco, palla esce fuori. 14-13 per Giorgione, mentre allo Stadio Friuli siamo arrivati all'85esimo e il punteggio non cambia, sempre 1-0 per l'Udinese. Riprende il gioco, Giorgione in battuta sempre con la capitana Giorgia De Bortoli. Nardini chiude questo punto, anche qui uno scambio abbastanza lungo dove Udine sfrutta bene la free ball. C'è una piccola pausa perché pare che una giocatrice del Giorgione abbia perso una lente a contatto. Ovviamente ora si procede al cambio. (14-15), Giorgione si riporta avanti con questo attacco da posto 4 di Poser, su cui Udine non può nulla. Ancora fuori l'attacco di Bovolo a posto 4, ha cercato il volume del muro, non l'ha trovato, la palla esce. 16-14 per le ospiti che allungano 2 punti, vanno anche al servizio con Ravazzolo. È chiamata un'altra invasione da parte da parte del numero 7 che
non è molto convinta di questa chiamata e onestamente anche noi abbiamo qualche dubbio. Comunque 15° punto per Udine, 15-16. Battuta Pezzotti. Bovolo, ultimo spazio del campo, colpo lungo ben piazzato, 16 pari. Un altro scambio lunghissimo che si ferma sul nastro, attacco di Giorgione, 17° punto per Udine, 17-16. C'è un po' di marina in campo per prendere un po' di fiato dopo uno scambio così lungo, anche normale, naturale. Battuta per la Yacht Group Pezzotti. Non si trovano. Non passa ancora. Non passa ancora. Attacco di Giorgione, 18-16 per un'unica lunga di 2 punti. Per Udine ancora Pezzotti in battuta. Buon colpo sulla parallela di Ciccolini e porta Udine a 19. Crea un piccolo break. È stato un cambio al palleggio per Giorgione, è entrata Green al posto di Bateman e Udine va in battuta con Pezzotti. Ed è il muro di Udine che fa punto e dà il 20° punto alla squadra di casa. Giorgione corre ai ripari chiamando time out. Tanto Froli ha pareggiato il Milan con il gol 92 Ibrahimovic. Pezzotti in battuta. Primo tempo di Ginegogna, magari al 18° punto della propria formazione, 20-17. Bene, dal posto 2 mette a segno il 21° punto per Udine, 21-17.
battuta Bovolo per la Iop Group. Ciccolini da posto 2. Udine sfrutta questa ricostruzione non buona di Giorgione e con Ciccolini si porta a 22. Spara fuori Bovolo. Di Bovolo. 18° punto per Giorgione, 18-22. In battuta va la numero 18 Aurora Poser. Richiamo al capitano per le proteste sull'attacco di Elena Colonnello che chiedeva un tocco a muro, a me sembrava ci fosse. È stato evidente anche. Cade la palla di Ciccolini, attacco al posto 2. 23-19. Cambio in battuta per Malovic, entra Maria Marcuzzi. Con il numero 11. Gioco il muro, posto 4, il capitano De Bortoli, 23-20 per Udine. Ciccolini, ancora lei, al posto 2. 24° punto per Udine, 24-20. Primo match point per la formazione di casa, per la Iop Group. Tanto è finita anche la partita dello Stadio Friuli, 1-1 tra Udinese e Milan. Ci pensa Bovolo a chiudere i conti, un attacco da pipe per il 25° punto di Udine, 25-20, 3-1 per la Iop Group sul Giorgione, ed era quello che ci voleva anche per la formazione di casa, per dimostrare che il passo falso di San Donà ha avuto una giornata no, e quindi questa vittoria contro la compagine ovviamente che merita tante posti in classifica da morale sicuramente, da punti in classifica importanti, e ripropone insomma la squadra di Udine, diciamo, davanti al suo pubblico con una vittoria che mancava da un po' di tempo. La miglior risposta è sempre la vittoria e il campo. Udine è stata brava, ha sfruttato al meglio tutte le occasioni e sicuramente questa vittoria può dare un cambio di passo alla formazione di Udine per il futuro. Molto bene, ringraziando come sempre Franco Terenzani per la sua
insostituibile presenza alle immagini. Direi che dal Palazzo del Cividale per questa sera è tutto, ricordando che la Yacht Group Udine Volley ha battuto per 3-1 il Giorgione Treviso. Il più cordiale buonasera da Ugo, Lontana E da Alex. Ciao a tutti, alla prossima. Buona serata.